ciurma, è tempo di alzare i tacchi. Quando ogni buon pirata viene attaccato, sapete cosa fa? Se ne scappa. Attenzione, quanto sono veloci. Porca miseria, quanto sono veloci. Beh, c'è questa stazione che ci aiuta. Quanto sono veloci? Noi siamo a 1100. Qui è un 500 loro. Dobbiamo stare attenti, ragazzi. Allora, io direi di andare su. Allora, rivalità non mi dispiacerebbe, eh. Non mi dispiacerebbe. Perché potremmo essere rivali di tanti. Però secondo me qui per sopravvivere una supremazia la dovremmo fare. Perché tipo un mantenimento nave, la capacità navale ci servirebbe. Tra l'altro abbiamo superato la capacità navale, vabbè. Andiamo qua così risolviamo il problema di capacità navale. 15 addirittura delle bande criminali. Andiamo a mettere l'anticrimine. Assolutamente. Non capisco perché me l'abbia tolto l'anticrimine. Forse c'era l'anticrimine e l'ho tolto, vero? Non so cosa ho fatto. Però a questo punto, se ci sono delle bande criminali che non sono dei... sono dei fieri pirati, però se ci sono e sono fuori dal nostro controllo, direi di no. Intanto questi cos'è? Ah, quelli del velo. Desideriamo trattare. Abbiamo bisogno di aiuto per contenere la criminalità. Ah, questo potrebbe essere interessante. Wow, costa un casino. Sei fuori? No, no, arrivederci. Ah, sei fuori, sei pazzo. Sta una marea, costa. Questi cosa fanno qui intrappolati? Dai, ok. È andata bene. Andate veloci, per favore. Questi cosa sono? Una creatura del vuoto. No, no, torna, torna. So questa da dove salti fuori. Però facciamo tornare tutti. Sono già arrivati. Aspetta, aspetta, zio, torna indietro. Che qui se c'è un attacco in corso. C'è un po' di panico qui, eh. Vabbè, si sono persi via qua loro. Vero? Dai, 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 dai. Ok. Ok. Giratevi. No, no, no. Di qui tutti. Non riesco a capire cosa stia succedendo. Onestamente, vi dico la verità. Giriamoci tutti di qui. Vediamo se c'è lo scontro, no? Ok, 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 ok. Cacciatore. Direi ingegnere. Ok, ok, va bene, stanno riprendendo i territori, ma non è un problema. Si sono già curati, non ho capito questa cosa, si sono curati, vabbè. Sono curati, siamo a -7 con grande vittoria nostra. Allora, io non ho ancora capito questa cosa, però. Uniamo le flotte. Ok. Aspettiamo che vengano loro da noi a questo punto. Allora, aspetta, perché qui io vedo un vantaggio. Scusate, non ho letto. Allora, è arrivato questo leader alieno. Non l'ho mai visto, ragazzi, giuro. Dov'è questo? Wow. Possibilità di disancoraggio. Velocità ispezione, velocità analisi anomalia. Ma lo prendiamo sì questo. 16 ci costa. Arruoliamolo. I pirati sapete che non guardano in faccia a nessuno. Allora, scienziati adesso ne abbiamo troppi, quindi prendiamo il più, quello messo peggio. Da un punto di vista 60 anni, direi che 64. Vabbè, 64 tu, ma tu sei immortale. E lui 48.
70. Allora, prendiamo questo, lo licenziamo. Vai a quel paese, vai in Mona. E allora, no, questa è la squadra. Dov'è? No. Eccolo qui. Ci mettiamo lui bello bello e lo mandiamo ad esplorare. Perfetto. Tu sei ancora qui? Ok, va bene. Tu, mio caro cacciatore, non c'è un'altra roba da... Sì, qua. Un'altra anomalia, dai. Lui ha terminato quello che doveva fare. Vai qua. Ok. C'è questione di tempo, ragazzi. Dobbiamo un attimo... Ah no, dicevo, questi vogliono attaccare. Allora, perfetto. Perfetto. Attaccano, quindi noi non arretriamo e attacchiamo subito. Secondo me la vinciamo. Cioè, spero. Spero vivamente. Siamo un 2000. Loro hanno... ok, perfetto, si sono ritirati. Ottimo. Ottimo. Allora... Tu allora vieni qui a studiarmi questo. E adesso andiamo nella caccia degli altri. I rimanenti. Dove sono gli altri? Ok, questi qui devono unirsi. Perché non riesco... Oh, ok. Ok, uniamoci. Perfetto. Devo dire che hanno... sono molto veloci loro a rigenerare le navi, però noi l'abbiamo vinta, signori. E infatti stabilisce status quo, ma col cavolo, perché sennò ci perdiamo. Benissimo, ho fatto il reattore a fusione, ottimo. Anche questo interessantissimo, delle fratture astrali. Però io voglio andare sull'amplificatore perché ho bisogno di potenziare la mia fauna. Intanto i pianeti non sono stati toccati, quindi tanta roba. Eccolo qui l'altra nave, perfetto. Andiamo subito a dar battaglia. Eccoli qui, sono fermi, stanno aspettando probabilmente rinforzi. Ma non hanno capito niente, perché adesso la democrazia schiatterà sotto il comando dei nostri pirati. Tra l'altro non ho visto l'orario, ragazzi. Sto facendo una mega puntata. Vabbè, la dividiamo in due poi. Ok, perfetto. Andiamo a prenderci la stazione. Andiamo. Benissimo. Ok, presa la stazione, andiamo subito qui. Ok, costruzione completata. Siamo sempre a meno 13. Per quanto riguarda purtroppo l'economia. Ok, criminalità, va bene. Cioè no, non va bene, però va bene così. Qui siamo meno 6. Allora, facciamoci. Qui non abbiamo proprio nessuna risorsa prodotta. Andiamo sul cibo e sui generatori a questo punto. Andiamo a compensare così. Qua cibo e generatore ancora. Qui abbiamo già compensato, ma il cibo ci manca, quindi andiamo a fare il cibo. Tu non puoi ancora sbloccare, va bene. E tu sei sotto di cibo, però il resto c'è, va bene. Va bene. Va bene, intanto arrivano le navi di rinforzo, ottimo. Nessun ordine, eccola qua. Ok, allora puoi costruirmi la base stellare qui. Siamo sotto i beni di consumo, ma va bene così. Entriamo in territorio nemico. Ok. Ok, arrivano la forza militare di supporto, perfetto. Abbiamo recuperato ciò che è nostro. Questo è il principe dei pirati. Il principe dei pirati cosa puoi fare? Velocità di costruzione navi, minerali o velocità progresso agenda del consiglio? Tu mi farai andare più veloce l'agenda. Nave scientifica ferma. Vai qui. Ok, io direi che adesso è il momento di attaccare. Speriamo bene, ragazzi. Facciamoci il segno.
perché non si sa mai nella vita. Questi li uniamo. Però dai, mi sembra di essere che sia abbastanza sicuro il tutto, dai. Ok, è arrivata la prima nave. Ok. Perfetto. Qui i beni stiamo andando in deficit, ce ne prendiamo 500. Non sono tanti, ma vabbè. Si fa quel che si può. Devo fare un polo un po' di produzione di questi. Vediamo se non abbiamo. Ok, l'industria mista. Andiamo subito a farlo qua. Ok. Che 19 inizia a essere un po' problematico. Ok, ci recuperiamo questo. Perfetto. Recuperiamo questo. Ok. Perfetto, signori. E poi dichiariamo pace. E i pirati vincono, signori. Non cantiamo vittoria, però. Probabile che... Allora, tu mi vai qui. Ok, qui tu hai terminato, ottimo. Fai la stazione. Questa nave costruttrice ha fatto il suo e non mi sembra ci sia altro. Questo potrebbe essere interessante. 3 qua. Potrebbe essere veramente interessante. Però questa ancora di più. Vai qui. Dai, 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 dai che va. Dai che va. Dai che va. Attenzione. Situazione imminente. Carenza di energia. Non mica l'avevo vista. Allora, diamo via 1000 di minerali. E prendiamoci 1000 di crediti. Adesso sono anche in carenza di energia. Ok, qui l'abbiamo catturato. Allora, siccome abbiamo catturato il tutto, per me va bene così. Obiettivi bellici. Esige la resa. Sfinimento di guerra più 100. Occupazione più 3. Forza relativa della marina più 10. Obiettivo bellico. Umiliazione meno 25. Ma potremmo puntare anche l'umiliazione totale di questi babbei. Qui non potremmo mai prenderla perché è troppo... Beh, oddio. Ma avremmo anche potuto, Potremmo anche. Andiamo di qui a dar battaglia, vediamo un attimo. Vediamo un attimo, perché se riesco a dargli quel colpettino lì, che serve per farli cadere. Guarda, guarda, intanto siamo andati in positivo, signori. Sì, signori. Allora, perfetto. Allora, puntiamo alla ricerca. Dai, andiamo a farci questo. Nuova fazione. Associazione di padronanza tecnologica. Ok. Va bene, va bene. Dai, 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 che i pirati si fanno una grassa risata. Allora, perfetto. Ottimo, questo per fortuna posso sbloccarlo adesso. Allora, qui vado a fare, sarebbero interessanti tutte e due queste qui, ma qui questo sarebbe ancora più interessante forse, ma qui io vado con un'azione del fauna spaziale in scala cacciatorpediniere. Interessante, però andiamo sull'agricoltura perché mi serve cibo. E qui andiamo per forza qua, signori. Sviluppiamo i siluri, poi non ho ancora capito cosa servono, montati sulle navi, ma va bene. Intanto ci espandiamo in questa direzione. Dai. Dai, forza. Dai. Facciamo fuori le varie navi. Ok, perfetto. Guarda, guarda, guarda. Penetra sepolcro. Non me ne faccio una mazza. Però, solo per umiliarli.
per tentare l'umiliazione. Vediamo quanto siamo. 8. Se prendessi questi 4 pianeti qui, secondo me, How curious. secondo me System witnessed. ce la facciamo a fargli fare la resa. System witnessed. Ok, andiamo qui. Growth continues. Meno 12, perché meno 12? Ok, allora prendiamoci questo territorio qui Predatory shelter e engaged. poi torniamo indietro. Guarda, guarda qui. Cosa c'è qui? Vermi del vuoto. Abbiamo trovato We have a situation. come si dice, ragazzi? Abbiamo trovato il nido dei vermi del vuoto. O comunque un punto dove risiedono. Molto buono. Molto buono. Shelter lost. Shelter lost. Va bene, fa niente. Ok, abbiamo occupato anche questo. Perfetto. Meno 23 perché hanno recuperato. Va bene. Andiamo a prenderci questo. Poi torniamo indietro e gli facciamo le chiappe a questi. Gli facciamo le chiappe. Gli facciamo, signori. Allora, fatemi vedere però. 50. Qui non ho ancora capito perché non si è attivato. Sì, ne facciamo. Facciamone un'altra. Va bene. Qui intanto posso fare l'upgrade. Lo facciamo, Growth assolutamente. Perfetto, perfetto, perfetto. Una marea di risorse per noi. Perfetto. Ok. Abbiamo trovato qualcun altro di interessante. Andiamo a vedere. Voi intanto mi date adesso. Ah, ok, me la danno. Perfetto, ottimo. Prossimo giro ce la prendiamo. System observed. Ok, questi sono Shelter loro. lost. Sono tanti però. Oddio, sono tanti, eh. Sono tanti. Sono tanti. Ma non sono messi così Predatory bene. shelter engaged. Ah, vengono verso di noi, tra l'altro. Noi siamo 700. 700 più 1200 più 1000. Siamo circa 3000. Secondo me dovremmo farcela a vincere. The roots of Incredibile. wisdom deepen. Allora, fatemi vedere. Abbiamo ancora la possibilità dell'autorisoluzione. Ce l'abbiamo ancora. The canopy is under attack. Vediamo, vediamo ragazzi questo scontro finale. Ok, arrivano. Horizons Ma arrivano anche i widen. nostri di rinforzi. Ok, eccoli arrivati. Bene. Siamo tutti qui. Allora, intanto abbiamo potenziato la ricerca. E andiamo a potenziarla ancora a questo punto. The canopy is under attack. Ok. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok. Subito. Tutti, forza, tutti assieme. Sparate tutto quello che avete. Perché se adesso facciamo centro siamo a posto. Commercio o minerali? Io direi commercio. Dai. Benissimo, guardate. 3 contro 1 The praticamente. path Buono, is wisdom vinta. observed. Questi sono gli altri. Arriviamo qui sugli Shelter altri. lost. Ok, loro hanno il 100% di War Exhaustion. Perfetto. Ok. Perfetto, ci facciamo questo che ci riduce ancora la War Extraction. Ottimo. Costruzione navi. Influenza rivendicazione. Bah, adesso non so se mi serve onestamente. Forti da soli. Vabbè dai, facciamola. Growth continues. Però direi che siamo veramente a buon punto. Non mi piace tanto questa. Porca miseria, non l'ho vista quella. Vabbè.
Paura che no, dobbiamo partire all'inseguimento, mi girerebbe le scatole. Allora, questo osservatore non è affatto male. Non è affatto male. Nave costruttrice. Allora, portati qui per favore. Ok, tu? Ok, il nostro uomo è qua. Cerca qui. Perché questa non si sta spostando? Vabbè, questi se ne stanno scappando praticamente. Ottimo. The canopy is under attack. Lo sapevo che adesso succedono queste cose qui. Che due palle. Se adesso faccio Predatory auto... shelter No, non va bene. engaged. Devo puntare per forza a una Predator vittoria. spotted. Intercetta questa, per favore. Un po' di frizza. Non so se è il mio computer, però... un po' di frizza. Allora, tu mi diventi un esploratore. Vai, vai, esplora, esplora. Predators engaged. Ok, qui ingaggiati, perfetto. Perfetto, ombre vorticose, ottimo. Qui abbiamo fatto fuori. Devo tenere tutta la flotta bella compatta perché c'è un po' sto vizio di andarsene per i cavoli loro. Ok, perfetto. Perfetto. Quindi nave costruttrice è qua. Vai qui per favore. L'altra nave è qui. Vai qua. Va bene. L'economia così così. Economia. Allora, qui abbiamo dei lavoratori. Eccesso di abitanti. Troppa gente c'è. È vero? Servizi disponibili 277. Effettivamente fare delle case in più non sarebbe male. Facciamole. Poi pianeta tecnologico. Mi piacerebbe vedere un po' di tecnologia. Mi piacerebbe. Mettiamolo. The canopy is under attack. Ok, siamo giunti. Perfetto. Ottimo. Abbiamo trovato una risonanza orbitale che ci dà dei vantaggi non indifferenti. Shelter lost. Questi continuano a premere, maledetti. Predatory shelter Se torniamo indietro engaged. gli diamo la caccia. Non possiamo fare altro. The wild expands. Ok, spostiamoci adesso tutti. Beni di consumo. Ah, mi sta costando troppo questa guerra. Ci prendiamo... Sì. Ancora una bella cifra. Ci sta costando troppo questa guerra, veramente. Andiamo a fare... una starbase. Qui mi fai 2 batterie d'artiglieria. Vediamo se riesco a dargli una lezione a questi. Ok, qui ha fatto il suo. Vattene qui. E costruiscimi questo The avamposto. canopy is under attack. Ma a proposito, il vivaio come sta messo? Fatemi vedere. Dov'è il vivaio? Fauna spaziale. Ok, no, questo è l'editor nave. Qui, nelle scoperte. Eccolo qua. Stiamo abbattendo noi. Questo cosa mi dà? Mi dà tech. Mi dà tech. Questo cosa mi dà? DNA, ok. E questo. Questo una bella mazza perché questo non mi serve. Non mi servono i detriti. Ok, stiamo The wild tornando. grows wiser. Vogliono la pace. Cosa vogliono? Offerta di pace. Rifiuto. Ok, nuovi missili. Ci facciamo... anche gli impianti.
Tanta roba anche questo. Però andiamo su aggiornamento base stellare. Lo trovo un po' più utile. Predatory shelter engaged. Dai, prendiamoci questo. The canopy is under attack. Andiamo a inseguirli. Shelter lost. Oh, finiranno, voglio dire, eh. Andiamo qui. Ok, andiamo a fare questo progetto di ricerca. Dai ragazzi. Dai ragazzi che la A new terminiamo. voice calls out in the darkness. Dai. Dai, 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 dai. The canopy is under attack. Ok, attenzione, sempre un altro ingaggio da parte nostra. Ok. Shelter lost. Loro si stanno diffondendo, sti maledetti mi stanno New rovinando. knowledge blooms. Mi stanno rovinando le uova nel paniere, veramente. Allora, qui facciamo questo. Che poi sti infami qui sta a vedere che dopo mi ciulano le robe. Torna indietro, torna The indietro. unknown Torna beckons. indietro per noi è tanta roba. Tantissima roba. The per noi. unknown beckons. Dai. Ordine annullato, perché? Dove sei? Amico mio. Wow. E perché ordine annullato? Ah, non c'è più nient'altro da esplorare. Allora vai qui e mi fai la ricerca. System observed. Cacchio, hanno esplorato tantissimo. Benissimo. Progressi sulla fionda orbitale. Dopo aver studiato l'effetto risonanza orbitale, l'unico sistema Hibernal, abbiamo notevolmente migliorato i nostri metodi di tracciare traiettorie. Ottimo. È un bel boost, eh? Un bel boost decisamente. Tu hai fatto, va bene. Vai qui. Nave scientifica, dov'è? Tu vai qui e mi ricerchi questa anomalia. Growth continues. Ok, qui c'è battaglia. E la Life stravinciamo, stirs in non la the vinciamo, la void. stravinciamo. Bene. The wild Ok, agricoltura expands. fatta, perfetto. Questo, capacità navale, mi servirebbe tantissimo. Ma anche il cibo mi servirebbe tutto tantissimo. Questo non è male e lo faccio anche veloce. Facciamolo. Ok, abbiamo recuperato. Ci manca questo. Ma non penso sia un problema. Horizons widened. Ok. Perfetto. Andiamo qui. Perfetto. Ok, nuova ricerca. E ci faccio... anche espansione. Però io posso costruire ancora una, quindi no, non mi serve. Cacciatorpediniere. Facciamo editto. Che gli editti sono importanti, Però, clonazione della fauna. Dai, andiamo su cacciatorpediniere. Dai, dai, dai. Allora. Poi mi serve una di queste. Quando è libera. Ah, nave costruttrice qui è finito. Costruisci di qua, allora. Sconvolgente parassiti galattici. La perla nera è sotto attacco da dei parassiti galattici. Che ogni gruppo di vermi del vuoto ha una scorta limitata di cisti da distribuire. E ovviamente la distribuite proprio qui. Ma che bello. Ma che bello. Ma porca miseria. Ma porca miseria, l'ho già detto. Allora, fatemi vedere quanto sono io di livello. Sì, dovrei farcela. Questi sono 2003. Dovrei farcela. Però che sfiga, ragazzi. Mamma mia, ma non c'è mai fine al peggio. Non c'è mai pausa qui. Cucciolo di balena. Facciamo
una beva spaziale. Facciamo così. Vediamo. Vediamo se riesco ad andare in soccorso della mia stazione, che comunque ha fatto un notevole danno. Ok, sì, forse sì. Ripetitore asteroide dell'asteroide. Estrapolate il loro software di decriptazione, che non è male. Oppure portata sensore planetario, portata di versioni per linee. Più 4, sensore di calore antico. Sì, assolutamente, ci prendiamo il sensore di calore. E abbiamo fatto anche qui un'ottima scoperta. Questa è tanta roba. Questo è tanta roba. Allora torna indietro e vai qui in questo progetto di ricerca. Qui vediamo se riusciamo a salvare la stazione. Stazione di osservazione abbandonata. Indaghiamo, assolutamente. Tu sei ancora a fare le robe tue. Va bene. Vediamo qui adesso lo scontro, ma secondo me ce la facciamo tranquillamente. Perfetto. 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 Nuovo materiale genetico acquisito. Ottimo. Capacità navale. La andiamo subito a potenziare. Oh, perfetto. Ottimo. Così non sono più in una situazione in bilico, veramente. Ok. Ok, ci stiamo già curando, perfetto. E signori, e signori, e signori, e signori, e signori, vittoria. Vittoria, i nostri nemici si sono arresi completamente, li abbiamo tagliati in 3 parti. E tutto questo è magnifico, è bellissimo. Ora ci stipuliamo pure un patto di difesa con queste, con le pietre, che non mi fanno impazzire, ma d'altronde si fa di ogni cosa virtù. E l'unione Geris, signori, finisce malissimo. Tra l'altro, se non erro, con questa mossa noi abbiamo ottenuto anche degli schiavi, che verranno, spero, portati nella capitale. Non li vedo ancora. Non li vedo. La tempesta grigia. Nonostante tutti i loro sforzi per mantenere la segretezza, tracce della maldestra intrusione degli osservatori possono essere trovate ovunque su Hegga. Le prove suggeriscono che il pianeta era abitato da alcuni planetoidi. Va bene. Comunque, paciamene. Era comunque una roba interessante, ma che per me finisce qui il mio interesse per questa cosa. Portiamo il nostro amico di qui a fare questa anomalia. Anche qui ce n'era una. Più 1. Patto difensivo accettiamo assolutamente, anche se so già che mi trascinerà in guerra con lui di sicuro. Però signori, tanta roba. Guardate i pirati di Barba Nera come si sono espansi in maniera perfetta. Perfetta, signori. Perfetta. Fammi una ricerca. No, anzi. Vai qui. Mi ricerchi qui l'anomalia. Signori, cos'altro dire? I pirati Barbanera resistono nonostante tutto, nonostante la mega guerra. Puntata un po' lunga, però ci voleva, secondo me. Secondo me ci voleva. I pirati resistono, le lumachine resistono. E spero che anche voi con loro resistiate in questa grande battaglia. Queste lumachine che sono piccole ma sanno il fatto loro. Sanno decisamente il fatto loro. Sono così state così brave che voglio dargli un premio. Sai qual è il premio? Andare a lavorare su un pianeta. Via, puzzolente di un civile. Ti portiamo... vabbè, ti portiamo qua. Li deportiamo così. Via. Di 100 alla volta. Su room, tra l'altro. Su room servono. Fatemi fare un play. Oh, perfetto. Perfetto. Su room stanno svolgendo le loro funzioni. Ottimo. Vedremo un po' poi in futuro cosa fare. Grazie signori per essere rimasti con me. Adesso vi lascio veramente e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.